Vitaliano Trevisan, Oscillazioni. Allora, tenendo conto che ci vado tutti i venerdì del mese e ogni primo mercoledì del mese, vuol dire una media di 5 volte al mese. 5 volte al mese per 12 mesi vuol dire 50 più 10, 60 volte l'anno. 60 per 7, 6 per 7, 42, 420. Facciamo 450. Per 50.000 lire ogni volta fa 5 per 4, 20, 5 per 5, 25, 2 zeri più 3 zeri fanno 5 zeri, 22.500.000, che sono 11.250 euro. Pensavo di più. Naturalmente niente ricevuta, scontrini, fatture, niente di niente. Tutti soldi neri, meglio così. Tutti questi nostalgici delle case chiuse proprio non li capisco. Meglio i miei interminabili giri in macchina piuttosto che uno schifoso spermodromo di Stato. E quanti chilometri avrò fatto? 7 anni su e giù per queste strade del cazzo. Tutti i venerdì del mese e tutti i primi mercoledì del mese. Meglio non pensarci. Di giorno non sarebbe stato possibile. La città di notte. Una città completamente diversa. Le strade completamente diverse. Corso San Felice, Corso Uruguay e quest'angolo qui, angolo Montevideo, da Ponte Alto in su fino a Creazzo, Viale Belgrado, tutte serbe, tutte bionde, tutte alte, tacchi a spillo e borsette a tracolla. Da Creazzo in su, Africa, Viale Lagos, strada delle mangrovie, poliritmia di tacchi battuti sull'asfalto. La statale per Verona è una strada orribile. Quella per Treviso non è meglio. Di notte però tutto è diverso. Li vedi subito, in macchina, da soli, che vanno ai 30 all'ora guardandosi intorno, che girano senza mettere la freccia, perché all'improvviso decidono che quella bionda là è proprio quella che stanno cercando. Oppure si girano al primo spiazzo per tornare indietro e fare un altro giro, poi si girano di nuovo, tornano indietro di nuovo, su e giù, su e giù, tutta la notte su e giù. E via dei Mille, via Tirana, solo albanesi, come in Viale Dalmazia, che può anche continuare a chiamarsi così, Dalmazia-Albania. Strade diverse, persone diverse, stesso posto, diversa destinazione d'uso. Lo stesso per le persone, una città completamente diversa. E comunque, dei chilometri non me ne frega un cazzo, neanche dei soldi. E neanche dei preservativi. Ho pagato anche il triplo pur di scopare senza. La libertà non ha prezzo. E per quanti soldi abbia speso, ne valeva la pena. Solo donne che non fanno domande, mi sono detto a un certo punto. Solo donne che non si aspettano niente. Solo così otterremo qualcosa. Se non ci aspettiamo niente, otteniamo sempre qualcosa. È così che funziona. In fondo, se ci penso, una parola, una carezza, un bacio, in fondo, ho sempre avuto di più per quelle 50 carte da 1000 del cazzo. Persino troppo. Mai 2 volte con la stessa. Se gli dai confidenza è finita. 2 volte e già diventa un rapporto. Cominciano a raccontarti una storia, sempre uguale, la famiglia numerosa, la madre malata, sono venute pensando di fare un lavoro onesto e invece si ritrovano per strada, la solita storia standard, quella che raccontano tutte. Mai 2 volte con la stessa. Funziona solo così. E non ci devi dormire insieme, non devi coccolarle, non devi fare regali, non devi riceverli. Se uno mette in conto tutto, alla fine si risparmia. Solo donne che costano poco. Quelle che costano troppo le lasciamo là. Le megalomani le lasciamo là. 50 carte, che sono 25 euro, che sono diventati 30.
7 anni. Oggi è l'anniversario. Mi ricordo come se fosse adesso. Me ne vado, ho detto. Per i soldi non ti preoccupare, quello che decide il giudice va bene, non farò mai mancare niente, né a te né al bambino. Si intende che lo terrai tu, ho detto. Io non lo voglio neanche vedere, a meno che tu non voglia abortire. Tu non sai cosa vuol dire, diceva, e poi non ucciderei mai il nostro bambino. Però lo sapevi, ho detto. Tu lo sapevi. È assurdo vivere in questo modo, ma è ancora più assurdo popolarlo di nuovi infelici. È più assurdo di tutto credere che se la passeranno meglio di noi. Sempre pensato così, e lei lo sapeva. Eppure era diventata un'ossessione. Ogni momento a parlare di questo bambino. Almeno uno, diceva, facciamone almeno uno. Un bel bambino coi tuoi occhi, il mio naso, tutti i giorni questa storia del bambino, quel ticchettio inesorabile che si sentiva dentro. Fra un po' la sveglia suonerà, diceva, e quando la sveglia suona è già troppo tardi. Maternità responsabile, paternità responsabile, ridefinizione del ruolo di padre, avanti così un giorno dopo l'altro a parlarmi di come tutto sarebbe cambiato, tutto completamente diverso. Maternità responsabile, ma quale responsabilità, ho detto? Mettere al mondo un figlio è il massimo della irresponsabilità. Maternità come scelta, che senso ha? Non si sceglie di vivere, si vive e basta. Si sceglie di morire. Solo chi dice di no sceglie. Chi dice di sì non sceglie un cazzo. Ogni uomo che dice di sì dice una bugia. La verità è questa. Fare figli consapevolmente, ho detto a mia moglie, è un vero e proprio crimine. Allo stato attuale delle cose, un atto contro natura. Se solo penso alla quantità di esseri umani mi viene la nausea. Tutte queste teste che pensano, anche se non pensano di pensare. Se pensassero davvero, non saremmo a questo punto. E si tratta sempre e comunque di esseri umani infelici che sono stati messi al mondo per ragioni che non li riguardano. No, nessun figlio. Non mi parlare più di figli, ho detto. L'idea di un figlio non è neanche da prendere in considerazione. L'idea di un figlio io la respingo in continuazione, ho detto. E sono costretto a respingerla in continuazione perché tu la tiri fuori in continuazione. Niente figli, né ora né mai. Al che lei mi guarda e mi dice: ma allora perché mi hai sposato? Bella domanda. Un matrimonio che era lo specchio dell'inferno. E in fondo la ciliegina. Sono incinta. Incinta. Cosa vuol dire incinta? Più di 3 mesi che non prendeva più la pillola. Incinta. Tutto premeditato. Un figlio a tradimento. Forse pensava che avrei finito per accettarlo, dopo tutti quegli anni passati a parlare del bambino, che avrei finito per cedere, ma io il bambino non l'ho mai voluto. Ho sempre pensato di essere quel tipo di uomo che una mattina si alza, fa colazione, fa una bella doccia, si sbarba, si mette il vestito migliore, pulisce il fucile, scarica il fucile su moglie e figli e quindi si uccide. Non senza prima aver fatto fuori anche il cane. Insisteva continuamente: prendiamo un cane. Perché non prendiamo un cane? Andiamo al canile di Marola e ci prendiamo un cane. Ma io il cane non l'ho mai voluto. Al cane mi sono sempre opposto con tutte le mie forze. Il cane non lo voglio, ho detto a mia moglie. Il cane mai. Il mondo è pieno di coppie senza figli con cane e poi al cane bisogna star dietro, fargli da mangiare tutti i giorni, lavarlo, pulirlo e prima di andare a letto passeggiata col cane. Si va al mare anche il cane, in montagna anche il cane. Prendi un cane e per il resto della vita sei perseguitato da questa ubiquità canina che se uno ci pensa fa impressione. Per non parlare del processo di umanizzazione del cane, una sindrome tipica di tutti i cani delle coppie con cane.
e più si umanizza il cane, più la coppia diventa canina. Basta guardarsi intorno, trovare una coppia con cane e osservarla attentamente, per rendersi conto che il vero problema è capire se sia più umano il cane o più canina la coppia. Io non voglio caninizzarmi, diceva mia moglie. Niente cani, niente gatti, canarini, pappagalli, criceti, niente animali e niente figli. È sempre con quella domanda: perché mi hai sposato? Per amore, credo. Non significa nulla. E poi volevo una moglie, non una madre. Ti addormenti di fianco a una moglie e ti svegli di fianco a una madre. La verità è questa. È arrivato lui e si porta via lei. Ti trasforma in qualcosa di completamente diverso. Dormire quando dorme lui, star svegli quando sta sveglio lui, pulirgli il culo, fargli fare il ruttino, basta ferie, basta cinema, basta concerti, basta fumare. Poi cresce. E appena è cresciuto abbastanza, lo Stato ci impone di mandarlo a scuola. Almeno potessi educarlo io, dicevo a mia moglie. Ma io non posso educarlo, lo Stato non lo permette, lo Stato ci impone di mandarlo in uno di quegli istituti per il rincoglionimento di Stato, dove nel giro di pochi anni insegnanti privi di scrupoli provvedono a farmi un perfetto rincoglionito di Stato. Tutto è inutile, ormai il bambino c'era. O io o lui. Sei tu che devi scegliere, ho detto, non io. Sei tu che hai bisogno di essere viva, io non ne ho bisogno. La vita mi ripugna fino alla nausea. Io ho solo bisogno di essere morto. Tu lo sapevi, ho detto. Lo sapevi. Non avrebbe mai abortito. Sapeva che me ne sarei andato e senza dirmi niente ha smesso di prendere la pillola. Me ne rendo conto solo adesso, dopo 7 anni, proprio oggi, proprio stasera che sono a cena da lei e da lui. Ci sarà un motivo. Ero, sì, convinto che mi amasse. Ma allora perché questo bambino? Lei lo sapeva che me ne sarei andato. E a tutti i costi ha voluto questo bambino. Se ci penso, mi domando, non riesco a capire perché mi abbia sposato. Fin dall'inizio tutti i presupposti perché finisse nel peggiore dei modi. Mai stato un buon marito, mai stato neanche un buon moroso. Prima un pessimo moroso, poi un pessimo marito, e lei mi ha voluto lo stesso. Un fallimento totale, sotto tutti i punti di vista, eppure un fallimento dal quale lei si è risollevata grazie al nostro figlio, mentre io non mi sono affatto risollevato. Lei è risalita. Io sono stato tirato ancora più giù, lei verso l'alto, io verso il basso, ancora più dentro la merda dell'esistenza. E da sta merda esistenziale non sono più riuscito a cavarmi fuori. Tutti i presupposti, un'equazione perfettamente impostata, questione di tempo. L'amore. Un problema che non sono mai riuscito a risolvere. Non sono mai stato capace di mantenere la distanza giusta. Il problema della distanza. Non riuscirò mai a risolverlo. E in amore la distanza è fondamentale. Bisogna avere un talento particolare, come il senso del tempo. Uno ce l'ha o no. Per amare in modo ideale bisogna porsi alla distanza ideale, né troppo vicino né troppo lontano, vicini nella lontananza, lontani nella vicinanza. Quando si è lontani bisogna essere vicini, quando si è vicini bisogna allontanarsi, per non soffocare, un po' più lontani, per non restare senza aria, un po' più vicini. Mai riuscito a trovare l'equilibrio. Andavo vicino ed ero respinto, mi allontanavo e mi correva dietro. Per tutto il tempo non ho fatto che avvicinarmi per poi allontanarmi, in modo da riuscire di nuovo ad avvicinarmi,
cosa che inevitabilmente mi spingeva ad allontanarmi, fino a che non ero così lontano da non avere altra scelta. Dovevo tornare vicino, ma naturalmente finivo per ritrovarmi troppo vicino, allora dovevo allontanarmi di nuovo, un continuo andare e venire, andare, restare, ma continuando ad andare e venire. E ci sarà tempo, dicevo a mia moglie. Ci sarà tutto il tempo di andare sempre più a cercare la chiarezza, un'oscillazione continua, su e giù, su e giù, su e giù, fino allo sfinimento. Tutti i presupposti, un'equazione già risolta. Rivederla dopo 7 anni mi sembra una cosa senza senso. Eppure lei ci crede. L'ho capito dalla voce. Potremmo essere una famiglia, una vera famiglia, ha detto. Una trappola, ho pensato. Conoscere mio figlio, non so nemmeno quando è nato. Una famiglia, una trappola. E io non voglio. Però 6 anni. Forse, mi sono detto, non è ancora troppo tardi. La verità è che ho paura. Una paura del diavolo, sì, una paura dannata. Se uno sospetta una trappola, vuol dire che c'è una trappola. Ma non c'è altro modo. O stasera o mai più. Un'equazione perfettamente impostata. Questione di tempo. Non devo avere paura. Leggere i giornali, accendere la televisione, ascoltare la radio, non devo avere paura. Ogni giorno in giro per il mondo qualche figlio fa fuori i genitori, chi col fucile da caccia, chi a colpi di bastone, con una mazza da baseball, a coltellate, col martello, con l'accetta, con la sega circolare, con un trapano, a mani nude, o nel modo più classico, facendoli morire di crepacuore. Il minimo che ci si possa aspettare. E poi, morire non è neanche la cosa peggiore. Restare in vita è molto peggio. Uno resta in vita, invecchia. A un certo punto crede che l'unica cosa che gli è rimasta al mondo siano i figli e così si distrae. I figli non aspettano altro e si prendono tutto. La casa, i risparmi di una vita, perfino i vestiti, i mobili, i gioielli, naturalmente i gioielli, e litigano come scimmie perché quel tavolino lì la mamma l'aveva promesso a me. Gli ori della mamma vanno tutti alla figlia e cose del genere. Non aspettano neanche che uno sia morto e già si sono spartiti tutta la sua vita, un pezzo alla volta. Molto meglio morire prima di rincoglionirsi del tutto. Meglio tirare gli ultimi respiri che essere sbattuti in uno di quegli spaventosi trapassatoi. Le chiamano case di riposo, ma non sono altro che trapassatoi. Questo è il minimo che uno si può aspettare dai figli, essere accompagnato al trapassatoio, sperando che non sia uno dei peggiori. Dipende dalla pensione. Ammesso di avercela. In effetti, se ci penso, ho più paura di restare in vita che non di morire. La gente ha paura della morte. Nessuno che voglia sentirne parlare, eppure è solo una parola. Ho sempre avuto un debole per le parole. Non tutte, ma quelle dimenticate, abbandonate. Ho sempre un posto nel cuore per tutto ciò che è abbandonato. La morte non mi fa paura. Tutto quello che viene prima è un altro discorso, tutti questi preparativi, questo continuo indaffararsi nel tentativo di tirare avanti. Si dice così, no? Tirare avanti. In realtà, da un certo punto in poi, ci si incista in se stessi, si insiste su una strada perché non ce n'è un'altra. Ma non è un andare avanti, quanto piuttosto un continuo su e giù.
portando sulle spalle una testa sempre più pesante, su e giù, su e giù, ancora sempre su e giù. Ritagli di giornale. Aiutato dai suoi complici, sorprendeva i genitori nel sonno e dopo averli uccisi a colpi di martello si lavava, si cambiava per poi recarsi tranquillamente in discoteca. Un martello, come questo, un normalissimo martello da falegname comprato al brico, 7.800 lire, che sono 4 euro, lo stesso modello, mi sono informato, ottimo martello, perfettamente bilanciato, manico in plastica, zigrignata, impugnatura anatomica, ergonomia perfetta. Il giovane avrebbe dichiarato agli investigatori di non essere affatto pentito di aver ucciso a coltellate il padre e la madre, ma anzi di essere pronto a rifarlo, visto che, come si era da tempo convinto, entrambi i genitori erano posseduti. L'assassino si è rifiutato di fornire indicazioni riguardo al cuore e agli altri organi interni dei disgraziati genitori che, come è noto, sono stati asportati. Più che un coltello, una taglierina. Stanley a lama interscambiabile. Bisogna stare attenti, non va usata come un coltello, piuttosto come una lametta. Infatti gli ha tagliato la gola mentre dormivano, prima uno poi l'altra. Stanley a lama intercambiabile. La pistola del padre che l'anziano teneva in un cassetto e gliela scaricava addosso senza esitazioni dopo l'ennesima lite. Il giovane, in cura presso l'ospedale di Sandrigo, soffriva da tempo di crisi depressive. Beretta modello 1934 calibro 9 corto, bella pistola, piccola, leggera, una pistola da tasca per così dire, corto raggio, 10-15 metri al massimo, bisogna solo ricordarsi di pulirla. Le cronache locali sono piene di roba del genere, descrizioni dettagliate che insistono sui particolari particolarmente raccapriccianti, con quell'italiano irritante e approssimativo tipico del giornalista di provincia. In effetti in Italia ci sono solo giornalisti di provincia che scrivono su giornali di provincia nel loro fastidioso italiano di provincia. Per non parlare dei cosiddetti opinionisti, psicologi, psicoanalisti, sociologi e di tutti quegli scrittori del cazzo che provvedono immediatamente a corpi ancora caldi con quegli immondi articoli che sembrano tirati fuori dal congelatore, sbattuti in un microonde giornalistico e infine stampati su questi giornali del cazzo. Non resta che leggerli e cagarli, leggerli e cagarli. Questa mania di raccontare, di narrare, di interpretare, di capire, di nominare, mentre i fatti vanno a farsi fottere, i fatti, cazzo, i fatti. Tutte quelle parole così imprecise, tutte le parole spaventosamente imprecise, quelle giuste, non si possono scrivere. Azioni, reazioni, moventi, il tempo, le stagioni, uno si sveglia di cattivo umore, non ha dormito abbastanza, le ondate dei suicidi e degli omicidi si alzano e si abbassano in modo regolare, l'alta marea, la bassa marea, dal nulla, una pallottola ci colpisce e noi vediamo solo la pallottola. Le variazioni nella lunghezza d'onda della luce sono da tempo considerate fondamentali. Repentini cambiamenti nel tono dell'umore, nei periodi in cui essa luce tende ad aumentare o diminuire rapidamente. Maggio è il mese più propizio. Ottobre in seconda battuta, domenica il giorno migliore, oppure lunedì. Il resto quasi tutti di martedì. Per carità, non è una regola, Non dovremmo per forza aspettare domenica, o lunedì, o martedì. Prima sanno, dopo applicano la psicologia, quando è tutto finito. D'altra parte, dove andremmo a finire se fosse tutto chiaro dall'inizio, se non ci fosse più spazio per le eccezioni? Ogni tanto qualcuno non ce la fa e lascia il lavoro a metà. Tipo quel rappresentante di Schio si sveglia nel cuore della notte, uccide la moglie e 2 figli, ma uno, chissà perché, no. A colpi di accetta TG1, a colpi d'ascia TG3, scure TG5, mannaia TG4. Ascia, scure, accetta, mannaia, che cazzo? Una scura non è un'accetta, una mannaia la si può considerare una scura più grande, anche l'ascia, ma non è la stessa cosa. Comunque,
accetta standard, manico ripiegabile, da viaggio, 27 euro, che sono... Sì? Che sono io, lo sai? Certo che mi ricordo. Sono calmissimo, il bambino, beh, posso capirlo. Non ti preoccupare. Sì. Gli ho comprato qualcosa, una borsa piena. Certo, chi credi che sia? Un mostro? Tutto il pomeriggio in giro, negozi, 6 anni, cazzo. No, niente libri, figurati. No, no, no. Alle 8. Sì, prendo la macchina e parto. Ok, ciao. Accetta pistola, Stanley e martello nella valigia. Un'equazione perfettamente impostata. Questione di tempo. Tutto suo padre. Preciso, preciso. Naso, bocca, occhi. Se c'è una cosa che non mi piace di me, sono gli occhi.